Chissà com'era l'orizzonte della Marca trevigiana negli occhi del Barbarossa, l'imperatore tedesco sceso nella pianura padana per piegare i liberi comuni e sconfitto dalla Lega Lombarda a Legnano. Chissà com'era quando soggiornò qui, dove un tempo il castello di Ceneda sorvegliava ogni movimento da oriente come da occidente. È solo uno dei luoghi che il passo di montagna porta a scoprire quando si lascia la cattedrale dedicata a San Tiziano per giungere al castello vescovile di San Martino, una delle perle di questo tratto di Marca che si inerpica sulle prealpi tra i passi per il Bellunese e il Nord Europa. Una salita che regala ovunque scorci unici e angoli discreti, dove fermarsi non solo per ammirare il mondo di laggiù, ma anche per riflettere, staccandosi per un po' dal ritmo della quotidianità. Per certi versi quasi un'isola, questo pendio fatto di sentieri e percorsi religiosi, un'isola come Bedilissa, l'attuale Eraclea, dove visse il santo di Ceneda, San Tiziano. Oggi la sua cattedrale attende la Pasqua di Resurrezione. Le pareti adombrate guardano mute le due uniche candele accese, simbolo della speranza nella rinascita. Ricorda per certi versi quando tutto era molto più a valle, quando era all'Oderzo Imperiale la sede vescovile. Qui arrivava una delle strade romane dopo la biforcazione all'altezza della chiesa di Sant'Andrea. I viandanti qui saltavano la gola di Serravalle per spostarsi verso la Valle delle Felci, verso l'antica pieve di San Pietro di Feletto. Poi i Longobardi istituirono qui il centro del potere, più semplice da custodire rispetto alla città sulla pianura attraversata dall'antico Piave, portando qui anche la sede vescovile. Pennellate di una lunga storia, tutta da scoprire, in parte testimoniata dalle pietre del lapidarium, piccola parte di una raccolta che fa della cattedrale anche uno splendido quanto poco conosciuto museo. Ecco perché, per quanto si conosca Ceneda, c'è sempre qualcosa da scoprire, scrigno tra piana e monte di questa nostra Marca ricca di luoghi per la mente, ma anche e forse soprattutto per il cuore.